Beh, non vedevo questa Siamo piazza sempre di più, mamma mia. così piena da qualche tempo fa, dai tempi di Belen. Quindi chi lo dice che le cose nostre non sono belle? Questo ragazzo è di Cerignola, con lo spirito giusto, grazie all'aiuto di una persona importante che è sempre dietro di lui, ma è una persona che con lui veramente cammina sulla stessa strada. Io direi di fare un applauso al suo papà, ad Antonio, perché veramente nel cammino di Pasquale è una figura importante. Sentite, prima di chiamare, magari io pregherei il sindaco e il delegato Franco Conte di accomodarsi qui sul palco. Un grazie particolare va anche ai nostri cameraman, Luigi, Enzo, Paolo, anche al nostro fotografo ufficiale. Ed ora io chiamerei sul palco, prima di iniziare la seconda parte di questo concerto d'estate, Stanno arrivando. il nostro sindaco, dottor Antonio Giannatempo, Eccoli, eccoli. e il delegato alla cultura, avvocato Franco Conte. Credo che arriverà. Buonasera sindaco, è sempre un piacere averla come ospite sul palco. Allora io ovviamente come sindaco la cosa che sono contento di chiederle tutte le volte è il saluto della città, perché ovviamente questa grande città che ha dato tanto e magari riceve un po' meno di quello che dà, quindi è la città che vi parla nelle vesti del sindaco. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui in tanti, in tantissimi. Vorrà dire che abbiamo azzeccato quest'anno nell'organizzare queste serate, soprattutto in queste occasioni in cui cerchiamo di far emergere un talento locale. E parlando di talento io voglio veramente ringraziare l'Orchestra Fiscale di Napoli, cominciare dal maestro, perché credo che questa sera stia dando un'occasione eccezionale, perché sta facendo veramente esplodere, grazie al ritmo che riesce a dare l'orchestra, il talento del nostro Pasquale. Allora auguri a te. Grazie. Noi contiamo su di te perché anche tu possa far parlare bene Cerignola. Grazie. Grazie dottor Antonio Giannatempo. Dottor Franco Conte, il delegato alla cultura del comune della città di Cerignola. L'amministrazione comunale vuole consegnare una targa ricordo a Pasquale Siciliano. Cerignola estate 2011. A Pasquale Siciliano, da sempre, con passione e talento, ha allietato gli eventi più significativi della città. 21 agosto 2011, il sindaco dottor Antonio Giannatempo. Pasquale si emoziona ed è giusto, perché un ragazzo riceve una targa importante perché è il primo cittadino, quindi ecco la foto ricordo.